Buongiorno a tutti amici, buongiorno a tutti, per modo di dire di buongiorno a tutti. Qua stiamo inguaiati, stiamo veramente accesi, ma è mai possibile nel 2020? Sono incazzato nero perché non si può vedere nel 2020 i spogliatoi ridotti a quella maniera, quando ha avuto due mesi di tempo, lo stadio era fatto, e spogliatoi a dove stanno? Quelli sono gli spogliatoi, quelli che ha già visto i suoi spogliatoi. Ma stiamo pazziando? Non lo so cosa avete in testa voi. 2 mesi, è nato fatto niente, sta tutto ancora sfatto, ci stanno ancora i carrelli per faticare, ci stanno ancora i pannelli e tutto. Non è stato fatto niente. 2 mesi che sti qua a fatica, che hanno fatto questi 2 mesi? Si sono messi a giocare a carte? Io non lo so. Oppure la società, cioè queste cose qui le deve prevenire prima, deve fare prima i lavori, cioè le cose vanno fatte molto prima, per esempio in 2 mesi devi consegnare il campo alla squadra perché deve giocare in casa, deve prevenire un mese prima, 2 mesi prima. E così la cosa sta a posto, già il campo già è pronto per giocare. Ma se figure di merda le dobbiamo fare noi, no? Poi la gente ci parla un gol. Da una parte hanno ragione, da una parte hanno ragione. Che mi dice? Solo figure di merda, figure di merda mi fa. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ora dove si vanno a cambiare? Nel bagno? Si cambiano a casa loro e poi vengono a giocare a pallone? Ma che figure di merda dobbiamo fare anche la Champions League contro il Liverpool, anche quelli. Lasciamo far ridere un gol. Ci dobbiamo far ridere sempre addosso. O ci parlare un gol perché già la gente ci parla addosso di suo. Facendo cose del genere poi è finita. È finita l'Italia. Cioè tutti quanti addosso Napoli così, Napoli così, Napoli. Capì? Già ci parlano un gol tutti quanti. Poi ci mancavano pure le pecche così. Queste pecche qui ti finiscono a Cile, ci finiscono e mandano in docessa a tutto noi. Non si può vedere, non si può vedere. Datevi una mossa, datevi a sto suono, cominciate a lavorare, cominciate a mettere a posto questi spogliatoi perché non si possono vedere. Lo stadio d'oro, spogliatoi, non c'è lo spogliatoi. Un bagno e quando allo spogliatoio, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Un bagno sembra uno spogliatoio, è uguale, non cambia niente. Ma in due bagni è uno spogliatoio. Niente, ora vi lascio l'immagine e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io non ho parole, non ho proprio più parole, mi hanno fornuto pure parole. Come spogliatoi sono fornuti in gest'anni, anche parole sono finite, uguale. Fatemi sapere nei commenti, fate tanti like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, vi lascio l'immagine dei spogliatoi dello stadio San Paolo.